Se c'è un piatto che racchiude tutto il sole e la storia della Sicilia, è lei, la caponata. Un trionfo di verdure, un equilibrio perfetto tra dolce e salato. Oggi vi mostro come prepararla a casa seguendo la tradizione. Benvenuti nella mia cucina. Cominciamo. Il segreto è tutto nel taglio. Armatevi di un buon coltello da cuoco e un tagliere ampio. Iniziamo dalle protagoniste, 4 melanzane. Le tagliamo a cubetti di circa 1 centimetro. Devono essere tutte uguali per cuocere uniformemente. Facciamo lo stesso con 400 g di peperoni, 3 cipolle e quei gambo di sedano che darà croccantezza. E non dimenticate di dissalare i capperi e preparare 200 g di olive verdi. Tutto pronto? Passiamo ai fornelli. Prendiamo una padella grande, giro d'olio extravergine e facciamo rosolare dolcemente le cipolle. Quando la cipolla è dorata, aggiungiamo i peperoni. Lasciamoli andare per circa 10 minuti finché non si ammorbidiscono. Ora tocca ai pomodori maturi, pelati e tagliati. Qui serve pazienza. Lasciamo cuocere per 20 minuti a fuoco medio. Il sugo deve ritirarsi e diventare ricco e profumato. È il momento della magia. Uniamo le melanzane, i capperi dissalati, le olive verdi e il sedano. Regoliamo di sale e diamo carattere con una generosa macinata di pepe di Kampot. Il suo aroma floreale farà la differenza. Ma la caponata non è caponata senza l'agrodolce. Mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, un cucchiaio di zucchero. Mescoliamo e sfumiamo. Sentite questo profumo? Alziamo la fiamma per far evaporare l'acidità e lasciamo restringere. Fuoco spento. Tanto basilico fresco spezzato con le mani. Un consiglio da amico, non mangiatela subito. La caponata è più buona fredda, o ancora meglio il giorno dopo. Si conserva in frigo per 2 a 3 giorni, se ci arriva. Provatela e fatemi sapere nei commenti se siete team fritto o team forno. Buon appetito e alla prossima ricetta!